I Colli Iberici e la Rocca di Asolo, una delle cartoline di questo nostro Veneto. Benvenuti a un'altra puntata di Agricoltura Veneta. La puntata è dedicata al Panevin. Siamo nella giornata del Panevin, 5 gennaio, e siamo nel Panevin in questo momento più alto della provincia di Treviso. E siamo appunto nella casa di Bruno Bernardi e siamo con Bruno Bernardi che in questo momento sta finendo di preparare questo Panevin. Non molto alto ma simbolico. Bruno Bernardi, una tradizione che va mantenuta comunque. Sì, è una tradizione che dura da oltre 60 anni. Mi ricordo ancora quando ero piccolo che mio padre preparava ed io lo assistevo solamente con gli occhi, ed è una tradizione che deve continuare anche quest'anno, pur nel rispetto delle prescrizioni che ci sono e del momento particolare che stiamo vivendo. Noi lo dedichiamo a tutti coloro i quali non lo possono accendere, siamo vicini a tutti quanti e cerchiamo di riproporre e ripresentare queste tradizioni del mondo agricolo che tanto hanno fatto anche per i consumatori. Dovendo bruciare delle cose che non sono andate l'anno scorso, cosa bruciare e invece cosa sperare per il 2021 nella luce dei Panevin? Allora bruciamo il coronavirus 19, penso che sia l'unica cosa che va bruciata quest'anno e speriamo in questo 2021 di trovare il vaccino che possa sistemare tutto il nostro mondo. Lasciamo Bruno Bernardi con il figlio a completare questo Panevin. Adesso noi andiamo in giro per la provincia di Treviso a sentire cosa va bruciato e cosa invece va mantenuto, e adesso intanto ci vediamo i titoli. Nella notte dell'Epifania le faville a sera del falò, uno dei simboli della civiltà contadina. Nonostante le restrizioni, la volontà di una famiglia che sulla collina più alta di Asolo ha acceso il Panevin, anche per chi quest'anno non l'ha potuto fare. Col nuovo anno avviato il 7° censimento dell'agricoltura, indagine di 6 mesi che coinvolgerà in tutta Italia oltre 1.700.000 aziende, quasi 80.000 in Veneto. Annata positiva per l'Asolo Prosecco di OCG, un consorzio che guarda con rispetto ma anche con un po' di preoccupazione ciò che sta succedendo tra la DOC e il superiore del vino più venduto al mondo. Come racchiudere in una tazza gli aromi e i sapori della pinza con la cioccolata calda o il brulè. Con Martina Merlo una piccola magia in cucina fatta tutta di prodotti della nostra terra. Prime potature per le viti sia in campo che per le pergole del giardino. Con Aldo Favaretto i consigli per sfoltire i vecchi polloni e preparare i tralci alle piegature con i primi tepori primaverili. Dagli spilloni per bucare i salami ai vecchi vasi da notte contro gli attacchi dei topi, Virginio Maso ci racconta un capitolo meno noto sul maiale del quale non si buttava via nulla, nemmeno il sangue che diventava il dolcissimo baldon. L'immagine del grappa innevato, cominciamo questo giro con questa immagine, incontriamo il presidente del consorzio Asolo Prosecco, Ugo Zamperoni, buongiorno. Allora, intanto tracciamo un po', diciamo così, il bilancio di questa DOCG. Abbiamo dati positivi, allora attualmente la denominazione cresce del 7%, quest'anno dovremmo superare i 18 milioni di bottiglie, quindi abbiamo aggiunto un ulteriore milione e mezzo ai 17 milioni dello scorso anno. Tutto il comprensorio conta circa 2000 ettari di vigneto. È una denominazione che numericamente ha superato il Franciacorta, siamo una delle 3 denominazioni di quello che è il grande mondo del Prosecco. Come vi trovate a essere in mezzo tra i due fratelli, fra virgolette, sempre un po' in bisticcio, cioè il DOC e il superiore? Ci troviamo bene, nel senso che non abbiamo motivi di trovare ostacoli nel dialogo, per cui credo che alla fine queste 3 identità facciano un grande valore, insomma. Credo sia prematuro parlare di unire, di federare questi consorzi. Oggi dia più valore avere un grande brand declinato in 3 identità ben distinte che fare un grande miscuglio. Altro tema invece è il rosé. Io lo porto nella nostra denominazione. Oggi non è all'ordine del giorno la discussione se affrontare o meno anche per noi il tema del rosé. Io rispetto molto la scelta che ha fatto quella filiera in un contesto di regole uguali per tutti. Loro hanno fatto la loro scelta e
penso sia anche un bel laboratorio vedere il mondo come riceve questa novità. Cosa bruciare tra le fiamme del Panevin e qual è la luce, qual è la speranza per il nuovo anno? Brucerà il virus comunque, a prescindere. Spero che la luce sia a vedere questo virus che se ne vada il prima possibile. Spero che il mondo ritrovi la sua normalità, credo che le persone bramino tornare a fare un aperitivo con la libertà che contraddistingue l'essere umano, secondo me. Grazie Presidente, adesso noi ci fermiamo per le notizie. È iniziato il 7 gennaio il 7° censimento generale dell'agricoltura, indagine che coinvolgerà oltre 1.700.000 aziende e avrà l'obiettivo di fornire un quadro statistico approfondito a livello nazionale, regionale e locale del nostro sistema agricolo e zootecnico. Lo annuncia l'Istat nel precisare che l'indagine, alla cui progettazione hanno contribuito il MIPAF, le regioni, le province autonome, l'AGEA, i principali enti del settore e le maggiori organizzazioni professionali di categoria, si concluderà il prossimo 30 giugno 2021. Bilancio 2020 sostanzialmente negativo per l'agricoltura biologica. A sottolinearlo Federbio e WWF, che chiedono al governo alcune modifiche sostanziali per non perdere ancora una volta l'opportunità di raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo. Sono state infatti molte le occasioni perse per la transizione ecologica della nostra agricoltura, dalla nuova legge sul biologico, ferma al Senato da oltre 2 anni, alla mancata approvazione degli emendamenti alla legge di bilancio 2021, finalizzati ad investire nelle filiere del Made in Italy bio e nella diffusione dei distretti biologici. L'unica certezza che ci ha lasciato il 2020 è stata l'aumento delle vendite di prodotti biologici nella grande distribuzione e nei piccoli mercati di quartiere, registrata in piena diffusione della pandemia da coronavirus. Veneto Agricoltura ha un nuovo direttore, si tratta di Nicola Dell'Acqua che subentra ad Alberto Negro. L'ingegnere lascia l'incarico dopo 4 anni e mezzo di direzione di Veneto Agricoltura, gestione iniziata nel 2016, tramutata poi nel 2019 in commissariamento, in correlazione alla necessità di un riordino del settore forestale, conseguenza anche del fatto che nel 2018 l'agenzia aveva inglobato gli oltre 600 operai forestali che prima erano inseriti nell'organico dei servizi forestali regionali. Ora i dipendenti di Veneto Agricoltura sono saliti a oltre 800. Agricoltura e cura del verde saranno a emissioni zero, anche se restiamo molto lontani rispetto allo sviluppo della trazione elettrica se guardiamo ad esempio le macchine agricole di una certa potenza come i trattori, ma sulle vendite di rasaerba elettrici si registrano aumenti a doppia cifra rispetto al calo di quelli con motore termici. Il settore più in difficoltà della filiera elettrica è quello dei trattori, nonostante le aziende agricole siano potenzialmente grandi produttrici di energia pulita e a basso costo. Mancano però le macchine capaci di fare determinati lavori e soprattutto con la necessaria autonomia. Rinnovata la collaborazione del Comune di Rovigo con Veneto Agricoltura per la realizzazione di azioni finalizzate alla sostenibilità, cura e difesa del territorio. Eseguiti da Veneto Agricoltura interventi di miglioramento forestale e imboschimento nell'ambito di progetti di sistemazione idraulico-forestale regionali con introduzione di specie latifoglie autoctone nella golena di Boara Polesine, area che si estende lungo il fiume Adige. Questa vite ha più di 70 anni, non è vero Lino Forner? Io non ero, o forse ero appena nato perché quegli anni ce l'ho io. Ecco, è un vitigno particolare perché si chiama Recantina, giusto? Recantina, la Recantina era scomparsa intorno al 1600-1700, era un peccato mortale se fosse andata persa, perché è un vino unico, un vino nostro, possiamo dire che è un vino nostro, del Trevigiano, dei Colli Asolani, è un vino robusto, un vino importante. Quanti gradi fa? Siamo dai 13 ai 14 gradi, dipende dall'annata. Possiamo dire quindi non solo Prosecco, anche qui? Sì, diciamo che il Prosecco, specialmente l'Asolo in questo tempo, fa da padrone sicuramente, però è bello avere anche qualcos'altro dietro, sicuramente.
Senta, siccome questa puntata è dedicata al Panevin, lei cosa brucerebbe nel Panevin da dimenticare e che cosa invece salverebbe o comunque si auspica nella luce del Panevin? Bella domanda. Comunque, in primis, io brucerei finché diventa cenere l'anno che abbiamo appena passato, perché per carità siamo qui vivi e vegeti, però è stato un anno abbastanza duro e speriamo che tutto passi in fretta e ritorniamo alla normalità, perché qui ormai stiamo soffrendo tutti. Grazie a Lino Forner, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi andremo avanti nella puntata, perché alla fine accenderemo anche il Panevin. Seconda parte di Agricoltura Veneta, stiamo aspettando l'accensione del Panevin per questo 2021, stiamo anche cercando di capire che cosa va bruciato nel Panevin e cosa invece deve accendere la luce di questo nuovo anno che è arrivato. Mi trovo a San Zeno degli Ezzelini, stiamo a questo punto parlando di piccole produzioni locali, come vedete qui siamo in mezzo agli insaccati e questo è uno degli effetti del coronavirus, ovvero produzioni extra large, in questo caso una pancetta, e siamo con Antonella Bortolazzo. Senta, ma perché avete deciso di fare pancette giganti così? Un po' per ovviare un po' questo periodo di incertezza in cui si sa se si apre o non si apre. Queste pezzature qui ci danno la possibilità di essere utilizzate nel tempo, quindi anche nei prossimi anni. Perché voi quanto vi ha penalizzato questo coronavirus? Tantissimo, cioè nel senso le chiusure sono state tante, quindi il prodotto non è stato molto utilizzato e di solito facciamo pezzature molto più piccole. Quest'anno abbiamo proprio pensato di fare prodotti più grandi in modo da essere stagionati più a lungo e quindi essere utilizzati più in là col tempo. Questa è un'altra piccola produzione locale, ovvero il prosciutto di San Zenone, vero? Sì, è il prosciutto di San Zenone, è una nostra, diciamo, eccellenza e lo usiamo esclusivamente nel nostro agriturismo. A quanto lo vendete un prosciutto così? Non lo vendiamo, lo utilizziamo in agriturismo. Non solo insaccati nelle vostre piccole produzioni locali, Cristina? Sì, non solo insaccati, noi facciamo appunto anche delle confetture, delle composte, dei succhi, delle passate, del crème, tutte cose che noi otteniamo attraverso il nostro lavoro. Ecco, ma perché non li vendete o ne vendete pochissimi? Perché noi puntiamo alla qualità di offrire un buon prodotto sano e genuino nelle nostre tavole. La domanda che stiamo ponendo a tutti: cosa bruciare nel Panevin che ardirà tra poco e cosa invece sperare nella luce del nuovo anno? Oddio, bruciare sarebbe da bruciare tutto il 2020, perché penso che comunque sia stato un anno pessimo sotto tutti i fronti, però diciamo che abbiamo la speranza di un buon 2021 che ci porti serenità e di ritrovare la passione, di ritrovarci tutti a tavola in maniera conviviale e magari anche senza mascherine. Grazie Cristina, adesso linea al nostro agrifarmacista. Oggi parliamo di una tisana da utilizzare nelle forme da raffreddamento. La stagione è tipica, per cui era quasi un obbligo. Allora, prendiamo 30 grammi di fiori di sambuco, 30 grammi di fiori di tiglio, 20 grammi di olmaria, sarebbe la filipendula il nome corretto, e 20 grammi di rosa canina. Facciamo una miscellanea e su un cucchiaio da minestra o anche un cucchiaio e mezzo ci versiamo sopra 150 ml di acqua molto calda. Lasciamo in infusione per quei 10-12 minuti, filtriamo e ne beviamo una tazza più volte al giorno. Queste piante sono di facilissima reperibilità in qualsiasi erboristeria ed erano usate fino a 15-20 anni fa, diciamo quasi quotidianamente dalle nostre nonne. Qual è il significato di questa tisana? Questa è una tisana che si utilizza come diaforetico, che significa stimola la sudorazione. Un'avvertenza la farei nelle persone che sono sensibili o allergiche all'acido acetilsalicilico, cioè l'aspirina, perché la Spirea ulmaria, la filipendula, come dicevo prima più correttamente, contiene salicilati, per cui queste persone sarebbe bene che la evitassero.
E nella serie dei panevin non può mancare il vin brûlé, non può mancare la cioccolata per i più piccoli, non può mancare naturalmente la pinza. E allora siamo invece con Martina Merlo in questo nostro viaggio, perché lei ha pensato bene di mettere insieme tutte e tre le cose. Come hai fatto? Ebbene sì, ho voluto un po' rinnovare questi dolci e ecco che ho voluto con questi prodotti tipici locali fare una composizione un po' particolare. Ecco, cominciamo con la pinza, come l'hai trasformata? Ecco, la pinza ho voluto trasformarla mettendo della farina di mais fioretto assieme alla farina San Pastore di tipo 2 e fare questi biscottoni. Ecco, questa farina è una farina tipica del territorio. Certo, tutti i prodotti, cerco sempre di usare prodotti tipici del nostro territorio, ovvero ho anche usato l'olio extravergine d'oliva dei nostri colli asolani e delle uova appunto di casa. Parliamo di questo biscotto, come lo fai? Metto olio, dello zucchero, farina, amalgamo tutto insieme alle uova e delle bucce di arancia, della cannella appunto per ricordare i nostri sapori invernali. Faccio con il mattarello, faccio tipo una frolla, poi con il coppapasta insieme comunque anche a mia figlia, visto che lei si diverte, facciamo questi biscottoni. Questi sono con degli stampi particolari. Sì, beh, questa è una forma di campana e appunto con questa goccia che ho voluto, è la glassa del panettone, ecco. Questo è, diciamo, la parte che ricorda la pinza, giusto? Sì, e non solo, perché chi sa bene come è fatto il nostro tipico dolce dell'Epifania sa che manca dei ingredienti particolari, ovvero l'uvetta e i fichi secchi. Ecco, adesso noi ci fermiamo un attimo con Adriano Favaretto che ci parla delle potature che poi servono anche per i panevini, e poi torneremo perché parleremo dell'altra parte, ovvero della cioccolata e del vin brûlé. Allora, cominciamo l'anno nuovo con bruscare i viti. Sarebbe potare le viti, diciamo, no? Allora, cosa c'è che si porta via? Intanto si va alla forza della pianta, della vita. Se volta tira via e sacchi intanto. Invece, questa qua è una sacca che ha fatto tua, quindi questa va a tirare via. Se tira via tutti quei che nasce da sotto, come in questo caso va lì, che è un tralcio qualche parte da qua sotto, fa il giro e viene su, guarda quanto è così. Se tira via, perché questo qua non porta uva, se tira via quelli che va per attraverso, perché adesso siamo solo di Dio sfoltir, ma a sé viene qualcuno che scorta, perché fra un mese, quando si ora voltare via Cais, è facile che qualcuno scoppi, si rompa. E ora che se ne riserva, si scursa in proporzione a quanto che si vuole arrivare, ma insomma, metà cao, ecco qua. Non diciamo cao, ma sarebbe i tralci. Questa qua, che è sotto la massa, se la tira via, se che muore anche i struppiei vecchi, perché ora le piante nel frattempo si ingrossare. Ecco, si tira via proprio. Da qua sotto, si scursa e si butta sulla fassina. Fassine che dopo serve per pisare la stua, o se no che per il panino sto anno che vinto questo anno non gli stai fatti. Questo tipo di potatura qua va anche per i pergui, di uva fragua, che vede bei pergui con le uva fragua, per dire no. Lo stesso va a bruscare, tirare via, poi tira i cai, anche perché ha da farvi un'ombra, quindi ma dopo la uva fragua è veloce a crescere, quindi fa presto a rimettersi. E anche per i rose rampicanti, per dire, ma cambiamo e ne parleremo più avanti. Tieni presente che per cominciare a girare via cai o tralci o roba, sarà meglio cominciare più avanti, così passare brose. Quando che le piante cominciano già a piangere, diciamo no, che sia l'infa che corre dentro. E ora, da questi tagli che mi ho fatto, vedi già che aggramerà quando che sarà ora. E quindi c'è un po' da voltare via cai, perché essendo che dentro l'acqua, la linfa, ne aiuta a essere più morbide ed a girare tranquillamente. Martina, ma qui dentro cosa c'è? Qui dentro c'è l'uvetta, perché prima abbiamo visto appunto i biscotti che richiamavano comunque la pinza e ci mancava gli elementi caratterizzanti, ovvero i fichi secchi che non li ho lasciati così in purezza. Invece l'uvetta ho voluto metterla in ammollo con gli aromi propri del vin brûlé,
ovvero in questo caso del prosecco, sempre dei nostri colli asolani di OCG, e dell'arancio, delle scorze d'arancio con la cannella, chiodi di garofano. Ho voluto metterci anche dell'anice stellato. Ecco, ma tutto questo dove va a finire? E tutto questo va sopra la nostra cioccolata, fatta solamente con miele di acacia, perché ci tengo tanto a valorizzare l'importanza delle api nel nostro territorio, perché non è solo un prodotto appunto culinario, ma è anche un sostegno per il nostro ambiente. E quindi per poter utilizzare il miele hai dovuto utilizzare il cacao e non la cioccolata. Certo, perché per ridurre anche un po' i grassi, diciamo, ho voluto togliere il cioccolato e mettere solamente il cacao, che non finisce qui nel stupirvi, perché ho pensato, piuttosto di utilizzare la panna, io userò la casatella trivigiana DOP. La casatella sulla cioccolata. Certo, la casatella, sì, perché bisogna anche avere il coraggio di rinnovarsi un po'. E io ho voluto creare, appunto, con delle semplici fruste, renderla un po' più cremosa e aggiungere il miele di acacia, perché il dolce comunque della cioccolata, assieme all'uvetta profumata con questo vin brûlé e questa casatella che è il suo sapore caratteristico, ragazzi, è una cosa unica. Ecco, in questo momento così particolare, una cioccolata ci scalda proprio il cuore, specialmente questa. Adesso noi ci fermiamo per le previsioni e visto che la cioccolata ce l'abbiamo, il vin brûlé ce l'abbiamo e abbiamo quello che serve, compresa la pinza, non ci resta che accendere il pane vino. Dall'anticiclone dell'Atlantico si è staccato una propaggine, una lingua proprio di aria di alta pressione che interessa un po' tutte le nostre zone. Questo è importante perché garantirà tempo stabile, impedirà infatti il passaggio dei sistemi perturbati. Non è così sul resto d'Italia, su tutte le regioni centro-meridionali, queste restano scoperte dall'alta pressione e quindi saranno in balia di sistemi perturbati che porteranno un'ulteriore ondata di maltempo, quindi con piogge diffuse e anche precipitazioni nevose sugli Appennini. Ma tornando alle nostre zone, dicevamo tempo stabile, quindi intanto per domenica ancora cielo in prevalenza sereno, inizialmente una velatura del cielo ma nulla di più, poi ci sono dei rasserenamenti, quindi con qualche velatura, ripeto, che ci accompagneranno un po' per tutta la settimana, quindi veramente tempo stabile, che poi è tipico di questo periodo veramente invernale, il periodo più freddo dell'anno, e ne risentiremo anche dalle temperature in quanto venti deboli ma da nord e rasserenamenti durante la notte favoriranno gelate diffuse, quindi si partirà da domenica meno 2 gradi, meno 3 gradi, poi arriveremo meno 4, anche meno 5 gradi. I valori massimi non andranno oltre dai 4 ai 6 gradi a secondo dei rasserenamenti delle ore più calde della giornata. Quindi riassumendo, tempo stabile e gelate diffuse, ma le gelate anche in questo periodo sono utili per molti prodotti della terra. E per le conclusioni siamo con Bruno Bernardi, siamo tornati al pane vin. Allora, accendiamo? Accendiamo! E speriamo che questo 2021 porti via il virus per prima cosa e ci porti il vaccino e ci porti tanta serenità che tutti quanti ne abbiamo molto bisogno. Allora Bruno, dai che accendiamo e poi vediamo dove vanno le faville. Ormai il pane vin è lanciato, dove sono andate le faville per questo 2021? Le faville sono andate verso sera, quindi possiamo sperare in un 2021 positivo, anche perché il vecchio detto dice che quando le faville vanno verso sera te riempi di pane e di farina tutta la caliera. Bene, grazie a Bruno Bernardi, grazie a tutti voi per l'attenzione. Questa puntata di Agricoltura Veneta finisce qui. Naturalmente l'ultima parola la lasciamo a Virginio Maso, che ci racconta un'altra particolarità del periodo dell'Epifania, ovvero il baldone. E noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, sapevo cosa è questa? Adesso spunciare che serve per spunciare i semi perché i da respirare, perché questo è il periodo che si compra per sé. Qua ho diverse fotografie di come che si faceva una volta. Questo serve per ligare i semi
per essere più pratici, perché sennò se si fa male mano, si liga, si mette spago, si liga torno a testa qua, da dritto a schiena e si fa più presto a ligare tutti quanti i salami, perché una volta con si copia il borsello si portava in cucina tutti i salami e dopo si picchia vicino al fuoco perché si asciugasse prima di portarli in caneva. E no, a notte uno stia su perché sapeva che doveva comprare il borsello e aveva paura dei ladri e ora uno dormiva in cucina e dopo si portava in caneva. Però in caneva cosa succede? Che se che metteva sopra si picchia con filo e ferro e sopra là se che metteva o il vaso a notte sbusava quei vecchi o un quercio di una pignata perché i sorsetti andavano dal travo e in maniera i salami, che faceva un buso per sopra e non ti incordava neanche, però loro andava dentro da sopra. Dopo che era altra roba che si faceva, quando che si copriva il borsello, e era una storia che veniva fatto cavare sangue per fare il famoso baldon, che qua sui paesi vicini fa anche la festa del baldon. Cosa è questo baldon? Il baldon è altro che cavare sangue, guardate tenerlo sempre mischiato, smontare zucchero, pinoi, ueta e limone, dopo io insacchea, io scaldea e a bagnomaria. E dopo io vendeva, era un dolce di San Paolo, quando che le a Brera, che è la festa di San Paolo, che è il 25 di gennaio, io vendeva il baldon. E finisco con sto proverbio, un buon baldonato vale un ducato. Ciao a tutti e ci vediamo la prossima volta.